Terribile schianto in tangenziale a Mestre, a pochi metri dalla barriera autostradale di Villabona. Tir piomba sui veicoli fermi, 8 mezzi coinvolti, 1 morto e 10 feriti. Un altro infortunio mortale in Veneto, a Resana, operaio 46enne cade da 7 metri dopo il cedimento del tetto sul quale stava lavorando. Lascia 3 figli. Sindacati, fermare questa strage. 43enne operaio diretto a un cantiere in A13 si ferma sulla piazzola di sosta ma viene travolto e ucciso da un tir. La tragedia in A13 a Occhiobello. Condannato a 30 anni di reclusione Luigi Sibilio, il 35enne che a 3 Baseleghe nel maggio 2017 uccise sgozzandola Natascia Bettiolo perché lei non voleva avere una relazione con lui. Ubriaco al volante, scappa dalla polizia locale, folle fuga contromano lungo la Treviso Mare per un 21enne rom, in auto anche 2 cugine minorenni. Intanto resta acceso il dibattito sul censimento annunciato da Salvini. Fiamme dolose in una ditta di legnami a Colle Umberto nel Trevigiano, danni ingenti e super lavoro dei vigili del fuoco, lo sconforto del titolare ai nostri microfoni. Davanti a Palazzo Ferrofini stamani il presidio di protesta dei lavoratrici e lavoratori delle mense ospedaliere in Veneto, oltre 300 posti a rischio, dicono. Grande guerra, 100 anni fa sul Montello veniva abbattuto l'aereo dell'asso dell'aviazione Francesco Baracca, uno dei simboli del conflitto entrava nella leggenda. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, il telegiornale del Veneto, e come avete sentito torniamo sulla notizia che ha sconvolto oggi la nostra regione e il veneziano in particolar modo, questo inferno a Marghera, poco distante dalla barriera di Villabona. Una persona ha perso la vita, altre 10 sono rimaste ferite in un terribile schianto. È piombato sulle auto in coda scatenando l'inferno. Violento incidente questa mattina verso le 10:30 all'uscita dell'autostrada a pochi metri dalla barriera di Villabona in direzione Mestre. 8 i veicoli coinvolti, tra cui 2 mezzi pesanti. Un tir ha tamponato le auto ferme in coda sulla corsia preferenziale verso la rotatoria di Marghera, rimasta chiusa nel tratto iniziale di immissione dal piazzale della stazione autostradale fino alle 13. Un groviglio di lamiere è quello che si sono trovati di fronte i soccorritori. 2 van finiti di traverso, un furgone col muso disintegrato, 2 macchine distrutte e l'auto su cui si trovava un 70enne di Salzano che ha perso la vita nell'impatto. È stato il primo ad essere colpito dal tir. L'auto ha carambolato contro il guardrail, finendo girata di 180 gradi. Oltre al decesso dell'uomo, il bilancio è di 10 feriti trasportati negli ospedali di Mestre, Mirano e Dolo. Qui sono stati portati un 21enne, una 16enne e una 54enne dimessi poco dopo. A Mirano invece sono stati sottoposti ad accertamenti 2 cinquantenni padovani. Sul posto i mezzi di soccorso del 118 intervenuti con 6 ambulanze e 2 automediche, i vigili del fuoco, la Polstrada e il personale di CAV. Non si sono create lunghe code né particolari disagi al traffico dal momento che il successivo svincolo della tangenziale di Mestre che immette sulla corsia preferenziale era libero. E poi un'altra vittima sul lavoro, un 46enne padre di 3 figli, morto sul colpo dopo essere precipitato da un'altezza di almeno 7 metri. È accaduto questa mattina a Resana, la moglie sotto shock si è sentita male in azienda. Lo hanno trovato a terra i colleghi, probabilmente morto sul colpo. Aveva 46 anni, Umberto Simioni, dipendente della Europe Meat di Resana, azienda specializzata nella macellazione della carne. È il 33esimo morto sul lavoro in Veneto da inizio anno, secondo la CGIL, che invoca interventi da parte delle istituzioni per interrompere questa tragica sequenza. Erano circa le 8 di stamattina, secondo la ricostruzione di Carabinieri e Spisal, quando Simioni, eseguendo un intervento di manutenzione all'impianto di refrigerazione della ditta, ha messo il piede per cause ancora in corso di accertamento sulla copertura in Eternit del capannone accanto, quello dell'autofficina Antonello, che ha ceduto facendolo precipitare a terra da un'altezza di almeno 7 metri. Continua a essere uno stillicidio, una vera e propria guerra, o in qualche modo invertiamo la tendenza, e penso ci debba essere una risposta forte da parte di tutti. Noi rimaniamo al percorso in Regione Veneto che abbiamo aperto con il tavolo proprio con la Regione Veneto e con le controparti. Abbiamo fatto manifestazioni a Padova il 26 e a questo punto attendiamo che ci sia un'accelerazione per arrivare immediatamente a un risultato concreto per riuscire a invertire una tendenza che è davvero drammatica. Umberto Simioni, dipendente della Europe Meat da circa un anno, abitava a Resana.
Lascia la moglie e i 3 figli. Inaccettabile, dice il segretario generale della CGIL, pagare un prezzo così alto per la ripresa economica. Dobbiamo ritornare a investire in formazione, dobbiamo ritornare a investire nei servizi ispettivi, SPISAL. Noi chiediamo assunzioni perché non è possibile non avere i controlli, i giusti controlli e soprattutto la giusta prevenzione nei luoghi di lavoro. Le imprese devono ritornare a investire e ad alzare le attenzioni. Bisogna assolutamente dare un segnale da tutti i punti di vista. Ed è indagato per omicidio stradale un 23enne trevigiano. Era la guida del camion che ieri sera ha travolto e ucciso un 43enne operaio diretto ad un cantiere in A13 e si era fermato lungo una piazzola di sosta. Stava per raggiungere il suo posto di lavoro, un cantiere serale in autostrada, ma non è mai arrivato a destinazione. Ieri sera, intorno alle 21 in A13, tra Occhiobello e Villa Marana, ha perso la vita un lavoratore molisano. La vittima doveva raggiungere il cantiere di lavoro, situato a 30 km più a nord per lo sfalcio dell'Erba. Per ragioni ancora da accertare, l'uomo si è fermato nella piazzola di emergenza ed è sceso dal veicolo dell'impresa su cui viaggiava. L'operaio è stato travolto da un camion che, sopraggiungendo in direzione Padova, lo ha centrato in pieno. Nessuna speranza per il 43enne che è deceduto sul colpo. Vincenzo Sarachelli, residente a Isernia, sposato e con 6 figli, lavorava per una ditta incaricata di fare lavori di manutenzione straordinaria all'altezza del Cavalcavia di Monselice. Alla guida del camion un 23enne residente a Treviso e dipendente di una ditta di autotrasporti a conduzione familiare. Il risultato è negativo all'etilometro, ora è comunque indagato per omicidio stradale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e i soccorritori del SUEM 118, è intervenuta la Polstrada di Altedo e i vigili del fuoco di Rovigo. Il traffico lungo la 13 ha subito forti rallentamenti fino a notte fonda. Condannato a 30 anni di reclusione Luigi Sibilio, 35 anni, il pizzaiolo napoletano che il 18 maggio 2017 uccise Natascia Bettiolo, all'epoca 46enne, che lo aveva respinto non essendo interessato a una relazione con lui. Il femminicidio era avvenuto a Trebaseleghe. Il giudice ha riconosciuto la premeditazione ma non i futili motivi. Il processo si è svolto con il rito abbreviato chiesto dallo stesso imputato reo confesso. Natascia Bettiolo, la 46enne cuoca di Massanzago, fu sgozzata a coltellate davanti alla scuola elementare di Trebaseleghe dove lavorava. Natascia aveva respinto Sibilio, con il quale aveva avuto una breve relazione. 9 i colpi sferrati a Natascia, è morta per dissanguamento. Fiamme dolose in una ditta a Colle Umberto nel Trevigiano, un rogo vile, forse per mano anche di un balordo, dice ai nostri microfoni il proprietario dell'azienda disperato. Per fortuna un vicino ha allertato i pompieri e avendo visto delle fiamme qua nel vivaio sono arrivati e dopodiché siamo arrivati anche noi e abbiamo trovato questo, insomma. Ed ecco questo, tutto ha preso fuoco, quintali di legno andati bruciati nell'arco di una frazione di tempo. L'incendio alle 6 del mattino è disperato, il proprietario trattiene a stento le lacrime. Buona parte della sua attività, che tratta materiali per recinzione in legno, non c'è più. A prendere fuoco il telone di copertura del capannone completamente in plastica della sua ditta, l'Albera SNC, qui a Colle Umberto. Un rogo, dice il titolare, di origine dolosa e per mano sconosciuta. Sono stati sopra i carabinieri che hanno rinvenuto delle bombolette con una fiamma ossidrica che non sono di nostra proprietà, per cui sono state portate qua da qualcuno. Un atto vile, inaspettato. Secondo lei può essere un dispetto? Non ne ho idea, perché abbiamo buoni rapporti con tutti, per cui non saprei. Un incendio con tanti dubbi e ipotesi aperte. Sì, o è opera di un balordo, di un piromane che l'ha fatto così per divertimento, o un dispetto, però ripeto non possiamo fare nessun nome. Ingentissimi danni, l'incendio dal tetto in plastica si è propagato subito all'interno, è stato un attimo. A fuoco con il telone, i macchinari per la lavorazione del legno, i pali per recinzione, le travature, il tavolame in legno e la copertura delle serre, visto che la ditta si trova all'interno di un vivaio. Danni, come già detto, per diversi quintali di materiale che ha aumentato la portata del rogo. Sul posto intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto. Sono stati velocissimi e grazie a loro che
i danni sono stati limitati, che potevano essere molto maggiori. Vigili del fuoco impegnati fino alla tarda mattinata per avere la meglio sulle fiamme, per le quali ora si cerca uno o più nomi e volti, così dalle telecamere del posto. E ora a Padova c'è una svolta nelle indagini sull'accoltellamento di via Zabarella. La polizia ha identificato gli aggressori. Gli autori dell'accoltellamento in pieno giorno in un bar tra via Altinate e via Zabarella hanno un nome. Gli aggressori sono stati identificati dalla polizia in 2 stranieri di origine tunisina, così come tunisina è la vittima, un pregiudicato colpito con diversi fendenti alla testa e ad una gamba, sottoposto poi ad un delicato intervento chirurgico. Ora è caccia al nascondiglio degli aggressori. Il movente, secondo gli investigatori, è legato allo spaccio di droga. L'aggressione sarebbe stata conseguenza di una fornitura di sostanza stupefacente non pagata. Nel cuore di Padova intanto continua a prevalere l'incredulità su quanto è accaduto. Sono passata 10 minuti dopo che era successo. Cosa hai visto? Ho visto tutto il sangue per terra e i carabinieri, le persone. Però. Sempre mai aspettata che capitasse una cosa? No, non mi sarei mai aspettata una cosa del genere, anche perché ho abitato tanti anni all'Arcella, non avevo mai visto una cosa del genere come qua in centro. No, non si pensa mai a quelle cose lì. Sta cambiando qualche cosa nella città secondo lei? Beh, secondo me sì, con questi extracomunitari. Però ce ne sono di buoni e di cattivi. Bisognerebbe calmare, cercare di integrare, però sembra che non sia più di moda. Indubbiamente abbiamo necessità di uno stato almeno di sicurezza, questo sì. Al momento non c'è. Con questo fatto dimostra che non c'è, insomma, ecco. Tra chi si sente meno tranquillo ci sono spesso i commercianti, come ad esempio in questa tabaccheria. Mi preoccupo, mi hanno scassato 3 settimane fa, mi hanno scassato il distributore, tra virgolette avevo un lucchetto di quelli protettivi, l'hanno inchiodato per terra, hanno cercato di trapanarlo, sinceramente non è che ci sono delle facce bellissime, Sinceramente con il discorso che abbiamo qui al San Gaetano potrebbero fare molto di più e avere tra virgolette delle persone molto più qualificate, tanto lo vediamo qui in via Zabarella in fondo eccetera. Qui mi sembra che siamo un attimino abbandonati. Così dunque dal pieno centro di Padova, ora una folle e pericolosa corsa in gran parte contromano lungo la Treviso Mare da Jesolo Monastier. Protagonista la sera di venerdì scorso un 21enne rom residente a Vazzola che ubriaco al volante si è lanciato nel traffico ad alta velocità poco dopo le 20. Gli agenti della Polizia Municipale si sono subito messi all'inseguimento del giovane che viaggiava con 2 ragazze minorenni a bordo. La fuga è terminata, come dicevamo, a Monastier, dove l'auto è stata ritrovata in un fossato, i giovani rintracciati in un campo di mais nelle vicinanze. Il conducente è stato denunciato per resistenza pubblica ufficiale e guida in stato di ebbrezza in quanto presentava un tasso alcolico 3 volte superiore al consentito. Ora andiamo in Consiglio regionale che è diviso sull'annuncio del Ministro dell'Interno Matteo Salvini sul censimento della popolazione rom. La maggioranza sostiene il governo, possibilista il PD, una sparata elettorale secondo i 5 Stelle. Cambiano un po' gli equilibri, vediamo. Io credo che tutti i residenti nel territorio nazionale e nel territorio veneto devono essere chiaramente individuati con documenti di identità e con altre regolari attestazioni. Nei paesi civili funziona così, nei paesi non civili non funziona così. Bisogna essere molto determinati su questo, non ci possono più essere campi rom abusivi, sappiamo che l'Europa sarà l'Europa a costringerci a chiudere i campi rom perché solo in Italia esistono ancora i campi rom e situazioni di grave illegalità come quelli che conosciamo nelle nostre città. Detta così può dare adito a qualsiasi speculazione, ecco, dal punto di vista degli obiettivi che si vogliono raggiungere, però che ci sia un controllo, che ci sia una verifica, che ci sia un rapportarsi per far crescere tutti gli abitanti delle varie regioni e dei vari comuni in modo tale che ci sia rispetto alla legalità e la convivenza pacifica, questo può essere sicuramente positivo. Penso che non sia l'obiettivo di schedare nessuno, ma di regolamentare quelle che possono essere
essere appunto residenti che molto spesso sono fuori da quella che è l'anagrafe dei comuni. Quindi sicuramente mettere in atto un'azione soprattutto di monitoraggio di una situazione che magari negli anni passati è stata lasciata all'improvvisazione. Sparate elettorali che non fanno bene a nessuno, tantomeno alla giustizia. Io voglio che vengano fatte delle dure leggi contro i criminali, contro chi infrange la giustizia. Non bisogna andare a guardare chi lo fa o chi non lo fa, bisogna andare a colpire fortemente i criminali. È molto grave quello che è successo dall'idea, insomma, di leggi che questo Paese votò nel periodo fascista, si chiamavano le leggi razziali, e non credo che nessuno voglia tornare a quell'epoca, anche perché non è stata una bella epoca per l'Italia. Il comunismo non è stato sicuramente meglio né del fascismo né del nazismo. Comunque io non mi ritengo né fascista né comunista, mi ritengo una persona di buon senso, come sono certo una persona di buon senso è anche Matteo Salvini. E adesso le già soprannominate barriere anti-Rom a Ponzano Veneto, tra blocchi di cemento armato e barriere in ferro. Il sindaco del Partito Democratico si difende: non sono un razzista, dice. La cartellonistica c'è già, ma non viene rispettata. È inutile il divieto di sostare per camper e roulotte. Nelle scorse ore i Rom sono arrivati lo stesso, e se non qui in un'area vicina. Siamo a Ponzano Veneto, amministrazione di centrosinistra. È qui che la sindaca ha deciso misure drastiche contro Rom e zingari non stanziali e contro gli accampamenti abusivi dei nomadi nella zona industriale a nord della Postumi Romana. Eccole. 2 barriere in ferro per evitare che i Rom possano sostare, prima ancora accedere in quella che da sempre è una delle aree più produttive del comune, a Paderno. Non sono razzista, si difende lei, e da oltre un decennio che il problema esiste, va affrontato. Sistemare un po' tutta quell'area che viene usata in maniera impropria da delle persone, ecco, che non hanno una dimora fissa. In particolare ci sono alcuni parcheggi che vengono utilizzati da alcuni nomadi che periodicamente, ecco, si fermano qualche ora presso quelle aree. Gli zingari arrivano, si fermano e si piazzano davanti a capannoni e uffici, usufruendo della vicina canaletta come lavatoio di panni e altro, proprio lungo i parcheggi e il piazzale di Via della Libertà. Vorremmo evitare, ecco, che venissero generate situazioni di disagio, più che altro perché sono aree non attrezzate, ecco, quindi che sono prive di servizi, sono privi di acqua. E anche se le famiglie rom si sono spostate in modo coatto perché imposto dei vigili, il problema persiste e si ripropone più in là, ed ecco spuntare sempre a Paderno, ma nella strada parallela a Via della Libertà, questi mega blocchi in cemento armato, vere e proprie barriere anti-Rom. Le ha posizionate il proprietario di un capannone industriale di qua. È un deterrente, ecco, per evitare che si creino delle situazioni, ecco, di disagio, ma soprattutto di non corretto modo di vivere oppure di utilizzare proprio quelle zone lì, quelle aree. Censimento per la popolazione Rom, vediamo che ne pensano i veneti. Penso che questa faccenda del censimento identico a quello che fece Mussolini ai suoi tempi sia un trauma non risolto dell'Italia, che in qualche modo, non avendo approfondito la faccenda della fine del fascismo e non avendo superato quel momento, si ritrova a riviverlo inevitabilmente. Mi sembra sempre giusto capire quanta gente c'è, i censi esistono da sempre, penso, e non mi sembra che sia una cosa sbagliata, insomma. Per sapere come stanno le cose poi è anche giusto, dopo dipende l'uso che se ne fa. Giusto, sì, che però se hanno un lavoro, magari un lavoro, come si dice, serio, no? Come delle volte magari intervistano e dicono sì, che cosa fai te, vanno a rubare, un lavoro serio. Sì, un po' di regole per tutti, quando ho sentito del room quello non è, e fa bene anche Salvini. Ma tanti comunque sono già cittadini italiani, quindi comunque molti sono già censiti, probabilmente bisognerebbe porre delle regole diverse su quelli che arrivano nuovamente, cioè i nuovi arrivi, ecco, però insomma io penso che già molti siano censiti in Italia. Ci sarebbe da fare qualcosa più che altro per combattere l'illegalità, no? Nel quale questi vivono. Però con queste misure mi sembra un po' di fare troppa discriminazione, ecco. Ci fermiamo per qualche istante, a tra poco.
Torniamo in diretta con il telegiornale del Veneto. Il presidente della regione Luca Zaia e il procuratore della Repubblica di Venezia Bruno Cherchi e il presidente della Corte d'Appello Ines Maria Luisa Marini hanno firmato oggi a Palazzo Balbi un doppio accordo in cui la regione si impegna a sostenere economicamente l'utilizzo negli uffici giudiziari di tirocini di laureati in giurisprudenza e di soggetti che già percepiscono indennità di mobilità dall'INPS. Stiamo tentando, ha spiegato Zaia, di ragionare per dare un aiuto agli uffici giudiziari che hanno bisogno di personale. Quello che facciamo oggi di sicuro non basta, ma aiuta. Con 1 milione di stanziamento del Fondo Sociale Europeo la Regione ha messo in piedi anche un'attività sempre nell'ottica di supporto agli uffici giudiziari relativa a soggetti svantaggiati per difficoltà finanziarie, prevedendo per un centinaio di persone che svolgono lavori socialmente utili uno stipendio part-time, oltre alla necessaria formazione e orientamento. Ora, le lavoratrici e i lavoratori delle mense degli ospedali veneti che protestano a Palazzo Ferrofini. Ci sono centinaia di posti di lavoro a rischio, dicono. Le mense degli ospedali veneti chiuderanno a partire dal 1° luglio e sul futuro degli 850 dipendenti permane l'incertezza. Parte di loro saranno reimpiegati nel nuovo appalto per la ristorazione, ma i sindacati temono alcune centinaia di esuberi. Una cinquantina di lavoratrici ha protestato in mattinata di fronte a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale. Il mega appalto che è stato fatto e che è stato vinto dall'azienda Serenissima potrebbe voler dire che, visto che i pasti vengono confezionati nel mega centro di Buara Pisani, i cuochi che sono di altre province potrebbero non andare a lavorare lì, o le assistenti che portavano il cibo ai degenti nei reparti ospedalieri potrebbero saltare o vedere ridotto il loro orario di lavoro. La clausola sociale del nuovo bando non vincola l'azienda a riassumere tutti i dipendenti del precedente appalto. Secondo le stime dei sindacati, in alcuni ospedali i tagli arriveranno al 35-40% del personale legato alla ristorazione. A livello regionale si parla di circa 300 persone. Paura di perdere il posto di lavoro, che comunque venga decurtato l'orario e anche lo stipendio eventualmente, che già poco prendiamo, sarebbe da fame. Siamo tutte donne che lavorano, che hanno famiglia e tante altre cose, quindi è un bel disastro. Una delegazione dei lavoratori ha incontrato i rappresentanti di tutti i gruppi politici presenti in regione per chiedere loro garanzie sul futuro. Vogliamo che la Regione sia garante di quello che ha promesso l'anno scorso, per cui non ci basta il tavolo tecnico che ci è stato proposto, ci vuole anche un tavolo politico, perché qui ci sono 850 famiglie che ballano. Grande guerra, 100 anni fa sul Montello veniva abbattuto l'asso dei cieli. Francesco Baracca, uno dei simboli del conflitto, entrava così nella leggenda. Sono passati 100 anni dall'ultimo volo, da quella missione che gli costò la vita. Si ricorda oggi, a 1 secolo dalla sua scomparsa, Francesco Baracca, asso del volo, eroe italiano durante il primo conflitto mondiale. Dopo la formazione militare, avvenuta in parte anche all'estero, Baracca rientra in Italia per la guerra. Nel luglio del 1915 esegue voli di pattugliamento ed ottiene la prima vittoria il 7 aprile del 1916 ai comandi di un Nieuport con il quale abbatte un aviatica austriaco. Per le sue azioni di guerra riceve una medaglia di bronzo, 3 d'argento, la croce di Cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia, la croce di Cavaliere Ufficiale della Corona belga ed infine la medaglia d'oro con la quale viene premiato per l'abbattimento del 30° aereo nemico sul monte Kaberlaba, sull'altopiano di Asiago. Nella primavera del 1917 comanda la 91esima squadriglia, unità che per la capacità dei suoi piloti e gli abbattimenti effettuati viene definita la Squadriglia degli Assi. Il 15 giugno 1918, in una spedizione a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, ottiene la 34esima ed ultima vittoria ed il 19 giugno, uscito per un'azione di mitragliamento a volo radente sul Montello, il suo Spad viene colpito dagli austriaci presso l'abbazia di Nervesa. Il 23 giugno il suo corpo viene ritrovato accanto ai resti del velivolo. Il cavallino rampante, simbolo di Francesco Baracca, è stato donato dalla madre del pilota ad Enzo Ferrari. La donna disse all'imprenditore che gli avrebbe portato fortuna, e così è stato.
Una storia straordinaria. Vi ricordiamo che questa sera c'è 20:10 come sempre, ospite sarà il neosindaco di Treviso, Mario Conte. È tutto, grazie per averci seguito, adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo sul Triveneto, ma vediamo il dettaglio di mercoledì 20 giugno. Sul Veneto sarà una splendida giornata di sole. Sulla nostra regione infatti il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso al mattino, del tutto sereno invece al pomeriggio. Possibili addensamenti pomeridiani sui rilievi ma senza ulteriori conseguenze. Temperature in aumento, minime tra 19 e 23 gradi, massime comprese invece tra 27 e 31 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà ben tempo con ampio soleggiamento un po' ovunque. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori, salvo per addensamenti del tutto innocui, non sono infatti previste precipitazioni. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 32 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, il cielo sarà sereno praticamente su tutti i settori, salvo per addensamenti sulle Alpi di confine, dove non si escludono isolati ma deboli piovaschi pomeridiani. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 27 e 31 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.